Ecco, un'importante conferenza stampa che Confartigianato Agrigento questa mattina fa per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche le forze di governo, i parlamentari regionali e nazionali, per un problema di importanza vitale che riguarda la cessione del credito, che a quanto pare viene bloccata, diciamo, nella sua varietà come era prima, e crea tanti problemi nel settore edilizio. Ecco, se ce li spiega in dettaglio. Sì, assolutamente. Noi del mondo edilizio in questo momento siamo molto preoccupati per l'entrata in vigore di questo decreto sostegno, specialmente dell'articolo 28, che va a limitare fortemente il numero di cessioni di credito che prima erano illimitate, invece adesso diventano una sola cessione. Quindi limiterà la liquidità a disposizione delle imprese edili e di conseguenza ci sarà un crollo della liquidità di cassa e ovviamente noi non ce lo auguriamo, ma un fallimento quasi totale delle imprese che sono in questo momento impegnate nei lavori di bonus edilizi e di super bonus. Questo porterà a una contrazione dell'occupazione, perché non potendo poi cedere il credito voi alle imprese fornitrici, giustamente siete costretti a vedere l'attività bloccata e a creare anche dei problemi all'utenza. Assolutamente sì, perché ovviamente non avendo liquidità di cassa non potremmo pagare i nostri dipendenti e in questo momento dagli studi di Confartigianato a livello nazionale il mondo dell'edilizia con il comparto di installatori e di fornitori vari occupa circa 1.600.000 persone, per cui si parla nei prossimi mesi di licenziamenti di almeno 1 milione di persone e noi ci auguriamo che ciò non succeda, perché ovviamente sarebbe un disastro sociale per l'Italia. Cosa ha spinto il governo ad emanare questa scelta politica? Il governo è stato spinto a fare questa scelta politica per contrastare le svariate truffe che sono state scoperte in questi giorni sui vari bonus edilizi e super bonus, che Confartigianato e Anaepa condanna in maniera forte e inequivocabile, perché noi siamo degli imprenditori edili onesti e non vogliamo assolutamente dare spalla alle truffe. Ma ovviamente non si può, per contrastare le truffe, far fallire un intero settore che quest'anno è stato la forza trainante del PIL italiano.